Buongiorno, buongiorno, Focus TG in diretta da tutte le province del Veneto. Partiamo da Treviso perché è iniziato il processo a carico di Filippo Turetta, il 22enne di Torreglia che uccise Giulia Cecchettin. Vediamo la prima pagina del Gazzettino. Chiesto a Turetta oltre 1 milione di euro di risarcimento, premeditata, lucida e crudele azione omicidiaria. Il procuratore Cherchi dice l'udienza si svolge in tribunale, non è un'analisi sociologica. Ci collegheremo con il nostro inviato Christian Arboet che poco fa, insieme a molte troupe televisive arrivate da tutta Italia e anche dall'estero, ha intervistato la nonna di Giulia Cecchettin, Carla Gatto. Io penso che dovrebbe mettersi la faccia almeno, però questo lo penso io. Per il resto poi ognuno agisce come vuole. Voi familiari come vi siete avvicinati a questo momento difficile e doloroso? Noi il dolore ce l'abbiamo dentro, anche se in apparenza non lo diamo a vedere. Ed è tanto, tanto, tanto. È quasi un anno che è successo, 8 mesi circa, no? Per noi è 8 mesi di atroce dolore, ce l'abbiamo là. Ecco, la nostra sofferenza la mascheriamo magari perché bisogna vivere, ma per il resto insomma, cioè come. Qual è la giustizia che vi aspettate da questo processo? Non lo so, penso come quella, tutti voi la pensiate, la pensiamo come voi. Non occorre che io dica cosa, perché non saprei, per me è la prima volta che vengo in un'aula di giustizia, per cui scusate. Giulia, a suo malgrado, è diventata un simbolo nazionale e anche oltre. Sì, è vero, me lo chiedo anch'io perché con Giulia è successa tutta sta roba. Non lo so. C'era qualcosa di speciale in lei probabilmente? Ma era una ragazza speciale e forse non ci si aspetta che alle ragazze speciali accadano queste cose. Lei era molto buona, molto sensibile, molto ben disposta verso gli altri e questo è bene, no? Questo è bene, però il bene no, molte volte non paga, questo è vero. Un messaggio a Filippo Turetta, se potesse dirgli qualcosa, nonna Carla, cosa gli direbbe? Non me la sento. Penso se ha un po' di coscienza, parlerà la sua coscienza. Grazie. Grazie. Scusami, non è intenzionale. No, solo nel momento che la cercavamo sono venuti per quell'appello, allora si pensava che l'avesse portata in qualche parte, quell'appello insieme comunitario insieme a mio figlio e li ho visti per 2 ore. Non voglio fare commenti, scusate. Elena sta preparando la tesi in microbiologia. Davide? E Davide è a scuola, forse non si è sentito bene, è andato a scuola. Gino ha detto è difficile, sarà difficile rivivere tutto, non ho intenzione di essere alle altre udienze. Non lo so. Troppo dolore. Per lui sì, ho cercato anche di essere tanto vicino, perché io e lui ci assomigliamo un pochino e abbiamo un po' lo stesso carattere e voglio dare anche la forza, quella che ho io, quel po' di forza che ho io, di avere anche a lui, perché poverino veramente è stato macinato da questa vita, scusate dell'epiteto che non è quello giusto, ma è stato veramente trattato male dalla vita, ecco. Posso capirlo, non so cosa succederà perché non posso. Voi avete voglia di giustizia, proprio, avete voglia di giustizia, questa fame di giustizia? Beh, è giusto che ci sia la giustizia, penso che sia un pensiero comune. Poi Cioè non c'è, perché comunque immagino il dolore, no? Essere in aula. Non lo so, non posso pensare per gli altri, io penso per me. Signora, secondo lei quale sarebbe la sentenza giusta? C'è una sentenza giusta? Che cosa vi aspettate dalla sentenza? Quale sarebbe la pena? No, non mi
mi chieda questo, io non sono un giudice e non intendo giudicare nessuno. Signora, diceva prima di Filippo Turetta che secondo lei avrebbe dovuto metterci la faccia. Riesce un po' a spiegarci la motivazione di questo pensiero? Sarebbe stato giusto che fosse la sua presenza. Secondo me, se io fossi Turetta sarei stata presente, nonostante tutto, però ognuno la pensa a modo suo. A parte questo, quello che penso io, poi... Ci dà un ricordo di Giulia? La sua gioia. Giulia era molto gioiosa, era sempre allegra, ricordatela così, come la ricordiamo. C'era questo periodo di attesa prima del processo? Noi ce l'abbiamo dentro e viviamo con il pensiero della nostra bambina. Poi si deve tirare avanti, bisogna vivere e vivere anche per chi resta. Basta ragazzi. Grazie. Torneremo a seguire la prima udienza del processo a Filippo Turetta. Adesso andiamo in diretta a Venezia perché il punto stampa del presidente Zaia oggi è dedicato al maltempo e ai rischi idraulici dopo la catastrofe in Emilia-Romagna. Sentiamo il presidente. Correnti, emergenze, dopodiché noi siamo anche ossessivi perché siamo subito sul posto, abbiamo una macchina organizzata e io quando sono arrivato nel 2010 non esisteva questa macchina, diciamolo, giusto, ingegnere del sabato. Noi siamo i superstiti del 2010, c'era ancora l'ingegner Carraro in quegli anni e non c'era neanche il bollettino, cioè il bollettino che c'è oggi che l'assessore fa mandare per il tramite di ARPA, meteo, dove tu dici addirittura puoi decidere se andare in giardino o no, con l'orario giusto per fare le costicine è quello sbagliato perché ci sarà la pioggerellina. Oggi nel 2010 non c'era un livello di previsione meteorologica come oggi. Noi abbiamo realizzato questi 3.000 cantieri, i 23 grandi bacini, 10 li abbiamo già fatti, pensate cubano 21 milioni di metri cubi, altri 13 li stiamo facendo e valgono circa 89 milioni. Cioè noi abbiamo questa idea di 23 bacini totali, 210 milioni di metri cubi d'acqua, 600 milioni di euro. Sapete, nel 2010 siamo partiti con questo progetto da 2 miliardi e 7, abbiamo già fatto 2 miliardi e 100 di investimenti, poi l'assessore sarà più preciso di me. Ma perché vi diciamo queste robe? Perché io vedo i fatti dell'Emilia Romagna, non voglio minimamente entrarci, perché ogni buca d'acqua è una storia a sé. Io non faccio parte, noi non facciamo parte, per quell'assessore ne abbiamo parlato anche in altre occasioni, di quelli che fanno la lezione agli altri. Guardate, noi lezioni agli altri non la vogliamo fare, perché il Veneto se l'è cavata nelle ultime alluvioni, però c'è sempre un punto di domanda: se ci piove sull'asta del Piave dove non ci sono opere, e stiamo cercando di farla quell'opera, e se ci tornasse la piena storica, quella da quanti metri cubi? 6.000? 5.000, lui i numeri li sa tutti, 5.000 metri cubi al secondo. Sapete cos'è 5.000 metri cubi al secondo? È un parallelepipedo a base quadrata lungo 5 km di acqua. Ecco, c'è una roba paurosa. Ecco, se ci arriva quella piena storica, guardate, non serve neanche che chiamate, andiamo sotto. Andiamo sotto perché il dibattito che ne è nato, e non voglio dar colpa a quelli di Crocetta, a quelli di Ponte di Piave, a quelli di Salgareda, ma il dibattito che affligge il Piave da anni, che ormai non è più un fiume che è sacro alla patria, ma è percepito come un parco. Ormai ogni posto dove vai c'è le regole ambientali per tagliare un albero, cioè a noi piacerebbe andare dentro con la motosega a far pulizia, salvaguardando le aree, diciamo quelle che sono riconosciute come aree, si dice SIC, ZPS, ma c'è il 99% del resto, cioè il 90% del resto si può far pulizia, cioè se fosse casa nostra faremmo pulizia. Allora, tutta sta roba per dirvi cosa? Per dire che il vero punto di debolezza nostro, vi ricordo che nel 2010 noi abbiamo avuto 32 sfondamenti arginali. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'immagine del Veneto è un'immagine del Veneto dove i fiumi pensi, cioè corrono tutti sopra il piano campagna, e abbiamo gli argini. Siamo pieni di argini, abbiamo 5.000 km di argini, più 3.000 dei consorzi di bonifica. Noi siamo preoccupati perché i nostri argini sono delle gruviere. Quindi non abbiamo il problema dell'acqua che sormonta l'argine e allaga.
Magari fosse solo questo il problema, perché quello lo possiamo tamponare. Il problema è che gli argini si spaccano, anche l'ultima volta sono spaccati gli argini. E costa mettere a posto gli argini. Pensate che fare 1,5 km, un chilometro di argine costa più o meno 2,5 milioni, perché bisogna metterci dentro i pali in cemento, fare sostanzialmente, a parte tutte le analisi che si fanno prima con le radiografie, però significa fare un muro in cemento armato che non si vede, che fa da diaframma al centro dell'argine. Quindi anche se la terra dovesse andarsene via, quella dell'argine, resta un muro in cemento armato. Allora, il Presidente Zaia, avete sentito, sta parlando di quanto è accaduto in Emilia-Romagna a causa maltempo, ha detto non diamo lezioni a nessuno, però il confronto è impari, nel senso che Emilia-Romagna è andata sotto una gran parte della regione, soprattutto la Romagna, per la seconda volta dopo quella di 16 mesi fa, e qui si prevedono complessivamente 23 bacini di laminazione, molti dei quali già realizzati, che hanno messo a sicuro gran parte del territorio. Torneremo a sentire anche l'assessore alla protezione civile all'ambiente Giampaolo Bottacin, ma andiamo avanti con la cronaca, perché a Monte Galdella una banda di ladri ha fatto saltare il bancomat delle poste con l'esplosivo. Andiamo subito da Federico Fusetti. A te, Federico. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Focus TG, siamo a Monte Galdella, ringrazio il sindaco Ciro Piccoli. Buongiorno a tutti. Buongiorno sindaco, purtroppo per raccontare un episodio a cui non ci si abitua mai, questi assalti al bancomat, queste esplosioni. Con Simone Squarcina vi facciamo vedere che siamo a 2 metri praticamente dal municipio di Monte Galdella, e invece alle nostre spalle c'è un dispositivo che adesso è coperto e che è saltato la notte tra sabato e domenica. La tecnica è sempre quella, è difficilissimo ovviamente cogliere sul fatto questi delinquenti. Ci racconta un po' cosa è successo, parliamo delle 5 di mattina. Appunto sono stato dei qui e ho visto il dispositivo divelto da ovviamente di professionisti. Non è chiaro se sono riusciti o meno a prendere il banconote. Il dispositivo visto di un dispositivo molto per la colonna. Quindi la quantificazione eventualmente deve essere ancora fatta, anche se sembra strano magari che professionisti così non come... Questo non lo so dire, però positivo bancomat nell'arco di un bel po' di... Sì, questo funge da punto di riferimento per diversi comuni. E paura immagino anche qui intorno, perché ci faceva vedere prima, giravamo intorno qui a questo dispositivo, direttore, è fortissima, creare danni anche agli edifici intorno, a parte che a questi interessa poco, però il pericolo c'è stato. Sì, certamente, abbiamo trovato i detriti a una cinquantina di metri, ma ho sentito i miei cittadini che mi hanno riferito di una grande esplosione. Messaggio ai cittadini che comunque insomma ci siete. Ci siamo e vediamo subito di ripristinare il servizio per tutti quanti. Bene, se non hai domande direttore, con il sindaco Ciro Piccoli, Simone Squarcina, attiviamo la linea. Grazie Federico, grazie, purtroppo c'erano dei problemi nel collegamento, però avete sentito, avete sicuramente capito che cosa è successo. Direi allora, in attesa di collegarci, forse ce l'abbiamo già Christian Arboit dal processo di Filippo Turetta, non ce l'abbiamo ancora. Allora torniamo a Venezia perché il Presidente Zaia con l'assessore Bottacin stanno parlando del rischio idraulico in Veneto dopo quanto è accaduto in Emilia-Romagna, Veneto che è stato messo in sicurezza dopo le grandi alluvioni del 2010 e del 2012. Sentiamo. Che rende molto l'idea. Allora, intanto sottolineo l'aspetto che più della metà della superficie del territorio della Regione Veneto è a rischio idrogeologico, quindi oltre 10.000 km². Perché questo? Perché ci siamo inventati delle cose strane? No, perché gran parte del Veneto, è stato detto, ha i fiumi pensili e quindi il livello dell'acqua può arrivare ad essere molto più alto rispetto al piano campagna. E perché questo? Perché molte aree sono state bonificate, perché
Repubblica Veneta ha fatto delle opere idrauliche che ancora oggi fanno scuola in tutto il mondo e oggi il Veneto è quello che conosciamo. In questa condizione, in questa situazione, gli allagamenti possono accadere per due motivazioni principali per quanto riguarda le nostre competenze che sono i corsi d'acqua principali. Il primo è il sormonto arginale, cioè quando l'acqua arriva a un livello tale che poi dopo esce perché supera il livello degli argini, e i bacini di laminazione servono appunto a trattenere quell'acqua provvisoriamente per evitare che gli argini vengano sormontati. L'altro motivo è quello che l'argine può rompersi. L'argine può rompersi e nell'evento di maggio abbiamo avuto qualche rottura arginale. E tra le varie foto che stanno scorrendo voi vedete anche la rotta che c'è stata a Cologna Veneta, ne avevamo dato notizia anche all'epoca, a Cologna Veneta sul Gua. Quella rotta, che è stata causata appunto da un animale, probabilmente un tasso, che aveva realizzato la sua tana esattamente lì, è accaduta in un'area che è sostanzialmente di campagna. Se voi guardate sullo sfondo di quella fotografia vedete un paese, quel paese è Zimella, che è subito a monte rispetto a dove c'è stata la rottura arginale. A Zimella noi avevamo appena investito... magari la foto, così ci capiamo. Questa? Quella a sinistra. Quella a sinistra rappresenta la rotta, in fondo vedete delle casette, quella è Zimella, che è immediatamente a monte. Noi abbiamo appena investito 1,8 milioni, se non ricordo male, a Zimella per diaframmare l'argine. Perché l'abbiamo fatto a Zimella e non l'abbiamo fatto lì? Perché lì è un'area fondamentalmente agricola. Zimella c'era un paese, quindi noi abbiamo diaframmato l'argine proprio per rinforzarlo. Ci siamo dati le priorità, perché fare 5.000 km è impossibile anche dal punto di vista dei tempi e anche delle imprese. Bisogna trovare le imprese che sono in grado di fare quel tipo di intervento. E quindi si è data la priorità all'area urbana, all'area del paese. Se non fosse stato fatto quell'intervento probabilmente sarebbe, anzi quasi sicuramente, si sarebbe rotto più a monte e avremmo avuto il paese interamente allagato. Questo è un esempio di quello che potrebbe accadere e che noi cerchiamo di non far accadere. Stiamo realizzando diaframmature nel tratto terminale del tagliamento, cito i fiumi più grossi, ovviamente lato destro, verso Bibione, San Michele al Tagliamento, e nel tratto terminale del Piave, diciamo da San Donato di Piave in giù, sia in destra che in sinistra, stiamo realizzando diaframmature, ma ne abbiamo fatte anche sull'Adige, a Lusia, a protezione proprio dell'abitato, e quindi noi ci stiamo muovendo in questa direzione. Perché è giusto sottolineare anche questo aspetto relativo agli argini. Vi porto questo esempio squisitamente di esperienza personale. Durante l'evento di maggio c'era il centro coordinamenti soccorsi aperto a Padova e avevamo dei problemi a Bovolenta, no? Le immagini le avete viste, il livello era altissimo. A un certo momento mi viene comunicato che avevano intenzione di chiudere il centro coordinamento soccorsi. Io ho chiamato il prefetto che lo presiede e gli ho detto: ma perché lo volete chiudere? Il colmo di piena è passato. E io ho detto: prefetto, abbia pazienza, ma il colmo di piena è passato, quindi il rischio del sormonto l'abbiamo superato, ma finché l'acqua non scende sotto il piano campagna rimane sempre latente il rischio per la rottura arginale, tant'è che poi dopo è rimasto aperto. Allora, questo era l'assessore Bottacin ancora sul rischio idraulico, territorio in sicurezza, ma non del tutto, hanno detto Zaia e Bottacin, quindi la Regione va avanti con i cantieri per arrivare a 23 bacini di laminazione e poi il rafforzamento degli argini, perché ancora oggi gli argini si rompono, si frantumano. Torniamo a Venezia, da Christian Arboit è iniziato il processo a Filippo Turetta per l'uccisione di Giulia Cecchettin, la prima udienza. Sentiamo subito il nostro inviato Christian Arboit. A te, Christian. Buongiorno direttore, anche da parte di Simone Merlo che sta curando la parte tecnica. All'interno ci sono Ilaria Marchiori con Sandro Ponchio. Stiamo monitorando questa prima udienza a carico di Filippo Turetta, reo confesso per l'omicidio di Giulia Cecchettin e accusato di omicidio volontario con le aggravanti della crudeltà, dell'efferatezza, dello stalking, ma soprattutto della premeditazione e di un altro reato specifico, quello dell'occultamento
di cadavere. Questa mattina si è aperto il processo alle 10 in punto, molto prima è arrivato il papà di Giulia, Gino, con i suoi legali Nicodemo Gentile e l'avvocato Stefano Tigani. Né Tigani né Gentile né tantomeno Gino hanno rilasciato delle dichiarazioni, li abbiamo più volte avvicinati ma hanno declinato. Parleranno alla fine di questa prima udienza che si è aperta alle 10, alle 10:30 c'è stata una sospensione per valutare anche le costituzioni di parte civili, costituzioni che sono 12 le richieste depositate. Non ci sono solo i familiari di Giulia Cecchettin, ma ci sono anche delle associazioni, su tutte l'associazione Penelope, che fin dall'inizio ha seguito la vicenda e ha sostenuto i familiari di Giulia. Ci sono anche due comuni, i comuni di Vigonovo e i comuni di Fossò, che parlano anche di un danno d'immagine, quindi non solo una questione di shock collettivo. Con l'avvocato però Giovanni Caruso della difesa difende Filippo Turetta, che parla di un numero eccessivo che rischia di far disperdere le energie processuali. Avvocato che poi vi farò anche sentire. È chiaro che quello che si apre oggi qui in Corte d'Assise a Venezia è un processo tra i più attesi, è un processo che sicuramente avrà un ampio eco anche mediatico. Proprio su questo aspetto, ma non solo su questo aspetto, si è soffermato il procuratore Cherchi, che a tutti ha rivolto un appello, ovvero quello di rimanere sulla vicenda, perché la responsabilità penale è personale. Qui si sta valutando la vicenda Cecchettin, la vicenda Turetta, e non si stanno giudicando i femminicidi, non si sta giudicando il fenomeno del femminicidio in generale. Ma sentite cosa ha detto Cherchi. Il processo deve svolgersi nelle aule giudiziarie, deve svolgersi con i diritti che anche l'imputato ha dalla nostra Costituzione, ma dal Codice di procedura penale. Quindi questo è il processo. La spettacolarizzazione di questi eventi, che certamente comprendo colpiscono l'opinione pubblica per la loro gravità, non è che, e si inseriscono in contesti più ampi che sicuramente devono essere valutati e accertati, però questo non deve snaturare i processi e i diritti che al processo sono connessi, perché esistono processi importanti, certamente come questo, si tratta comunque di una contestazione di omicidio premeditato, quindi particolarmente delicata e particolarmente grave, deve essere svolto nell'aula di giustizia e non altrove. Però il diritto di cronaca comunque ha un Il diritto di cronaca non si discute, e non si discute neanche il fatto che si dia notizia del procedimento. Il diritto di cronaca non è però la spettacolarizzazione e fare il processo altrove. Come commenta la decisione di Filippo Turetta di non essere presente oggi in aula? Questo bisognerebbe chiedere a Turetta, perché naturalmente io non lo so. Certamente la pressione mediatica potrebbe anche avergli fatto pensare di non essere presente, ad esempio, però non so quali siano le motivazioni. Certo, se fosse questo sarebbe grave. Cherchi, che parla di rischio spettacolarizzazione e che questo magari potrebbe incidere sulla strategia difensiva, sul fatto che Filippo Turetta riferisca in aula. Ma su questo punto specifico, che è uno dei punti dirimenti, abbiamo sentito anche l'avvocato di Filippo Turetta, Giovanni Caruso, che dà per possibile la presenza in aula di Turetta o comunque la sua testimonianza, che stando alle nuove norme del diritto processuale potrebbe essere anche deposta da remoto. Ma sentite le parole precise dell'avvocato Giovanni Caruso. Ci sono state
almeno 12 costituzioni di parte civile, i familiari ovviamente di Giulia Cecchettin, in ordine alla cui costituzione non è stato sollevato alcun tipo di rilievo da parte della difesa Turetta. Ci sono state però almeno una decina di costituzioni di parte civile, di associazioni rappresentative di enti diffusi, di interessi diffusi, di categoria, sui quali abbiamo chiesto un termine a difesa per poter approfondire gli atti di costituzione e interloquire, anche se abbiamo già anticipato la nostra opposizione alla costituzione di questi enti territoriali. Per lei sono troppe, parliamo dell'avvocato. È una questione di qualità della Costituzione. A nostro giudizio, adesso lo verificheremo, non ci sono le condizioni affinché possa essere fatto valere un danno civilisticamente risarcibile, con tutto il rispetto ovviamente delle prerogative funzionali di tutti gli enti che si sono costituiti. Avvocato Filippo Turetta sarà o no in aula? Perché questo ci sarà in aula, non oggi, ma ci sarà in aula sicuramente. Ecco, ci sarà in aula sicuramente. Queste le parole dell'avvocato Caruso e che sono molto molto significative, forse sono le parole al momento più significative che sono state pronunciate ufficialmente per quanto riguarda questa prima udienza ancora in corso, in evoluzione. Chiaramente nel momento in cui avremo maggiori ragguagli, maggiori informazioni, ti richiederò la linea, direttore. Per il momento da Palazzo di Giustizia con Simone Merlo è tutto. Grazie molte Cristian Raboit e Simone Merlo. E adesso andiamo a Padova in diretta da Valentina Visentin per la morte di Chiara Iaconis, la trentenne che è stata colpita a Napoli da una statuetta di onice proprio al capo ed è purtroppo deceduta. Ieri sera una fiaccolata, domani i funerali. Sentiamo i particolari da Valentina Visentin. A te. Non sento più. Mi senti? Sì, buongiorno da Padova, a Prato della Valle, dove ieri sera si è svolta una commovente fiaccolata organizzata dalla famiglia di Chiara Iaconis, la trentenne padovana morta a Napoli dopo essere stata colpita da una statuetta precipitata dal terzo piano di un palazzo dei Quartieri Spagnoli a Napoli. Domani i funerali che saranno celebrati nella Basilica di Santa Giustina, che vedete alle mie spalle, domani mattina alle 10:30, una chiesa più grande per poter contenere tutto l'affetto che in questi giorni sta arrivando alla famiglia di Chiara, affetto che si è visto anche ieri sera qui in Prato della Valle, perché erano centinaia e centinaia le persone che si sono strette in un grande abbraccio con le fiaccole accese. Questo corteo animato da due canzoni molto care alla famiglia di Chiara è arrivato fino a Palazzo del Bo, dove c'è stato un momento di grande commozione in cui la famiglia ha voluto espressamente ringraziare anche Padova per questo abbraccio che sta attenuando in qualche modo un dolore davvero inimmaginabile per questa famiglia. Intanto oggi prosegue la Camera Ardente, sarà aperta anche oggi fino appunto ai funerali che verranno celebrati domani mattina. Ma io vi lascio con le immagini della fiaccolata di ieri sera. Da Padova è tutto. Sei nata dove c'è sempre il sole. Sulle note di Fiore di Maggio di Fabio Concato risplende il sorriso di Chiara e le lacrime rigano il volto di papà Gianfranco, della sorella Roberta, della mamma e di Livio, il fidanzato che le era accanto nei suoi ultimi istanti felici. Dopo Napoli e Padova ad abbracciare la famiglia Iaconis, ritornata in città riportando a casa la salma della giovane morta dopo essere stata colpita alla testa da una statuetta di onice mentre passeggiava tra i vicoli dei Quartieri Spagnoli. Da Prato della Valle all'università ieri sera una fiaccolata per Chiara. La foto accompagnata da chi le ha voluto bene e dai tanti che hanno voluto semplicemente essere accanto ad una famiglia travolta dal dolore. Lungo le strade di Padova risuona anche la canzone scritta da un avvocato napoletano proprio per Chiara, a fianco ai genitori e alla sorella Livio, il fidanzato che per qualche istante è rimasto in ginocchio davanti alla foto della giovane. Non so cosa dire, solo grazie. Grazie di questo abbraccio. È motivo di conforto per me. È papà Gianfranco a ringraziare Padova per il suo affetto, mentre Roberta ricorda Chiara.
C'è un abbraccio grandissimo, ce l'abbiamo avuto a Napoli e ce l'abbiamo avuto anche qua con tutte le persone che ci sono vicine e che conoscevano Chiara. Meno male che ci sono tutti loro, perché sarà dura. Sì. Sicuramente se Chiara sta guardando tutto questo sarà sicuramente a bocca aperta, sbalordita come sempre. L'ultimo ricordo era di lei a Napoli, felicissima di essere a Napoli con Livio. Lei non vedeva l'ora di andare a Napoli, di vedere Napoli, e la ricordo super felice. Nel cielo scuro di fine settembre volano i palloncini bianchi. Buon viaggio, scrive Livio lasciandolo andare. Domani nella chiesa di Santa Giustina alle 10:30 i funerali, mentre a Napoli proseguono le indagini con gli interrogatori della babysitter e della colf della coppia, mamma e papà dei bambini che potrebbero aver lanciato accidentalmente la statuetta, coppia al momento indagata per omicidio colposo e omessa vigilanza. Davvero un crudele destino per questa donna che era molto amata, era molto conosciuta, aveva raggiunto grandi risultati anche nella sua attività professionale ed è morta proprio per caso, per un caso, no? La crudeltà del destino che riguarda forse anche la vicenda di Mestre, dove un ragazzo del centro sociale Rivolta, Giacomo Gobbato, è stato ucciso a coltellate da un moldavo, un senza fissa dimora, che era in Italia senza neanche saper parlare una parola, non aveva mai lavorato, non aveva una lira, un euro in tasca, e questi sono i personaggi che poi si abbandonano a rapine, violenze per mantenersi, perché non hanno altro e che non dovrebbero entrare in questo paese. Vediamo ancora lo shock di Mestre per questo omicidio e per il ferimento di un suo compagno. Avevano entrambi in maniera molto generosa cercato di difendere una donna da un rapinatore. Dicono che quando è arrivata l'ambulanza i sanitari si siano trovati di fronte ad una scena straziante. Entrambi i giovani perdevano molto sangue, distesi su questo marciapiede in mezzo a Corso del Popolo tra i licei Guggenheim e Franchetti. Erano da poco passate le 23. Pochi istanti prima Giacomo Gobbato e un amico, 50 anni in due, erano coraggiosamente intervenuti per soccorrere una ragazza che veniva rapinata. L'aggressore li ha colpiti entrambi con un coltello. Giacomo, 26 anni, è stato raggiunto all'addome. È morto all'ospedale dell'Angelo un paio d'ore dopo. L'amico, ferito ad una gamba, è stato invece dimesso la mattina seguente. Il responsabile sarebbe un quarantenne di origine moldava, fermato poco dopo aver colpito al viso un'altra donna alla quale voleva portare via la borsa in via Leardi. Alle 11 di sera abbiamo sentito delle urla, ma non abbiamo dato... Io abito di fronte al PAM, però abbiamo pensato ai soliti imbriachi, insomma, perché purtroppo capita spesso e volentieri. Una volta è capitato dei trans che facevano a botte con, non so, con magrebini, è intervenuto l'esercito, la polizia alle 3 di notte. Vedendo la telecamera durante questa intervista, una tassista accosta l'auto. Vergognoso che noi lavoriamo in queste condizioni. Io ieri sera ero fuori. La tensione a Mestre è sempre più forte. No, è vergognoso che non lavoriamo in sicurezza. Giacomo Gobbato era un artista, lavorava come tatuatore a Vicenza ed era attivista del centro sociale Rivolta, che in un post lo ricorda col cuore spezzato come un compagno che nella sua giovane vita ha sempre lottato per una società inclusiva, multiculturale e antirazzista. Giacomo è morto perché non si è girato dall'altra parte, ha scritto il laboratorio climatico Pandora. Non ha fatto finta che tutto andasse bene perché lottava contro le ingiustizie. Per aiutare una signora, come vita, perso vita. Come c'è il mondo, vero? Spero salutare lui, va bene? Spero lui va in paradiso. Oggi Mestre è in lutto e sotto shock per una tragedia che è anche una drammatica denuncia di una situazione che non può più essere tollerata, una situazione che giovani come Giacomo vogliono o volevano cambiare. Servizio di Filippo Foi, se non pago di avere ferito mortalmente Giacomo Gobbato e il suo amico, questo moldavo si è scagliato su un'altra vittima e vediamo il video di questa aggressione. Vedete che sta...
Vai via! Polizia! Polizia! Vedete, Chiamo la polizia! Vigliacco! Donna inseguita dal balcone che ha filmato e che ha urlato vai via, chiamo la polizia, Vigliacco. Questo è lo stesso personaggio, lo stesso delinquente che aveva appena ferito a coltellate mortalmente Giacomo Gobbato e a una gamba il suo compagno, il suo amico, e quindi persone senza scrupoli, recidivi che mettono magari 3 giorni in carcere, escono e si dedicano poi alla stessa attività criminale. Adesso dovremmo, scusate, adesso restiamo sull'aggressione, sulle aggressioni, perché poi c'è stata la manifestazione dei ragazzi del centro sociale Rivolta. Vediamo. È la storia della sua vita, della sua giovane e breve vita. Jack era una persona buona, altruista, generosa, che si batteva per gli ultimi, per quelli che stavano peggio, e era un nostro fratello, uno degli attivisti più attivi del Centro Sociale Rivolta nelle battaglie cittadine, quella difesa del bene comune della città, dell'ambiente, contro gli inceneritori, ma anche proprio in difesa dei diritti degli ultimi, molto spesso dimenticati in questa città. E fino all'ultimo, fino a ieri sera, fino a sua morte, ha dimostrato nei fatti questa generosità, questa forza e quell'altruismo, e con questo vogliamo ricordarlo. Oggi non è il tempo delle polemiche, è il tempo del ricordo, un ricordo doloroso e gioioso per noi, il tempo in cui fare considerazione verrà nei prossimi giorni, ma una cosa dobbiamo dirla: questa città merita un futuro diverso, e questi sono i risultati di anni di abbandono, una città abbandonata a se stessa e che merita molto di più. Lo ricorderemo anche facendo delle cose per questa città. Sentiamo altre reazioni con l'unanime cordoglio del mondo politico. La mattina seguente l'omicidio di Giacomo Gobbato e il ferimento di un altro giovane mentre tentavano di sventare una rapina a Mestre, il prefetto di Venezia Darcopellos ha riunito il Comitato Operativo di Sicurezza Pubblica. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile della Questura di Venezia. Pellos ha riferito all'ANSA che l'aggressore risultava incensurato, senza precedenti penali o misure di espulsione. L'area dove è avvenuto il fatto è sorvegliata, ha concluso, tanto che l'arresto è avvenuto in pochissimo tempo. Alla riunione ha partecipato anche il sindaco Luigi Brugnaro. Questo è il momento del cordoglio e del dolore, ha detto. Ci sarà tempo per esperire la mia amarezza e le mie convinzioni. Intanto, in Corso del Popolo, molti hanno dedicato un pensiero, deposto un fiore, come da privato cittadino l'ex deputato mestrino Nicola Pellicani. Mi sembra che in città ci sia un tema di sicurezza che riguarda tutta l'area del centro di Mestre, anche ma non solo, dove ci sono sempre micro episodi ma che poi sfociano anche in una tragedia come questa. Il ministro del turismo Daniela Santanchè ha definito Giacomo Gobbato un italiano vero che si è ribellato all'indifferenza generale. Molte le prese di posizione anche dei politici veneziani in Parlamento. Il senatore Andrea Martella, segretario regionale del PD Veneto, ha annunciato una nuova richiesta al governo perché si confronti nel merito sul tema della sicurezza a Venezia e Mestre. La capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra alla Camera, Luana Zanella, ha chiesto che il sindaco proclami il lutto cittadino come atto di gratitudine verso Giacomo. Il vicepresidente vicario di Fratelli d'Italia in Senato, Raffaele Speranzon, si è auspicato che ora venga fatta giustizia senza sconti. L'economista Francesco Pontelli vive a pochi metri dal luogo della tragedia. Fino agli anni 70 era la città più giovane d'Italia, adesso è diventato una banlieue, una discarica di persone, è una città che si è avvitata su se stessa, che non ha alcun futuro. Mi dispiace dirlo, io l'ho amata Mestre.
Nestre. Ora non è più la mia città, non è più nulla. Infatti io lo chiamo Nestre con la N, perché non rappresenta più nulla, è un disastro di una classe politica che da 30 anni l'ha sfruttato come parco giochi. Secondo il presidente della regione Luca Zaia, quanto accaduto ieri sera a Mestre è di una gravità inaudita ed è necessario un rafforzamento delle forze dell'ordine. Per il portavoce dell'opposizione in Consiglio regionale Arturo Lorenzoni, Giacomo ha incarnato la meglio gioventù, non si è voltato dall'altra parte di fronte ad un'ingiustizia. Vivo a Mestre 5 giorni la settimana, ha detto il segretario della UIL Veneto Roberto Toigo. Lavoro in una delle zone più difficili e mi rendo conto che la situazione è sfuggita di mano. Chi era Giacomo Gobbato? Un ragazzo altruista, buono, così è stato definito da tutti, appassionato di musica, esperto tatuatore, che non meritava di fare questa fine. Sentiamo il ricordo di un amico di famiglia. Incarnava veramente uno spirito creativo e soprattutto era altruista e molto energico, insomma, quindi era contagiosa la sua energia. E purtroppo gli è costata cara. È il ricordo di Nicola Ferraresi, ideatore del Treviso Comic Book Festival, amico della famiglia Gobbato. Giacomo Nicola l'ha visto nascere e crescere. Fin da quando era bambino ha sempre desiderato, da quello che ricordo, esprimersi in 1000 modi, dapprima con lo sport, poi si è avvicinato al mondo, tra virgolette, dell'arte e tramite il papà, che è un caro amico, ha chiesto, quando aveva ancora 15 o 16 anni, di venire a fare un'esperienza come volontario al festival. Giacomo Gobbato era un artista, lavorava come tatuatore a Vicenza ed era attivista del centro sociale Rivolta, ma faceva parte anche di altri gruppi e altri collettivi che per il momento non vogliono parlare. Chiuso nel silenzio anche il Django di Treviso, con cui era legato da amicizie che duravano da anni. Alcuni di loro portano sulla pelle dei tatuaggi fatti proprio da Giacomo. In centinaia la manifestazione in suo ricordo a Mestre, una Mestre arrabbiata e stanca dello stato d'abbandono in cui si sente, persone riunite lì dove Giacomo è stato brutalmente accoltellato. La famiglia, stretta in un doloroso silenzio, è ancora sotto shock. Si terrà intanto lunedì mattina davanti al GIP di Venezia l'udienza di convalida del fermo del cittadino moldavo indagato per l'accoltellamento. È cresciuto come l'ho visto nascere, sempre con il sorriso in bocca e sempre molto dinamico. E il suo altruismo era una delle sue cifre distintive e in effetti lui è sempre stato uno che si spendeva molto per gli altri. Non si è voltato dall'altra parte neanche in questo caso? No, nemmeno in questo caso. Le aggressioni a medici e infermieri, ci sono riscontri anche qui in Veneto, è successo proprio l'altra sera al Cafoncello a Treviso. Un uomo è entrato urlando: dovete farmi subito l'attacco, e quindi poi ovviamente quello che è successo in altre strutture ospedaliere. Ci dice tutto Lucio Zanato. A te, Lucio. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Intanto la prima notizia è che ci deve essere una riunione molto importante qui all'ULSS della Marca Trevigiana, perché è praticamente impossibile recuperare dal vivo i vertici, quindi sono tutti blindati, telefoni spenti. Staremo a capire cosa si sta discutendo in questa riunione con gli altri vertici. Abbiamo parlato invece, per il caso specifico, con il primario poco prima che anche lui entrasse in questa specie di riunione o comunque sparisse, diciamo così, dai radar telefonici, cioè il professor Enrico Bernardi, primario al pronto soccorso qui al Cafoncello, per parlare di questo fatto, un fatto che sarebbe accaduto qualche giorno fa, anzi qualche sera fa. La particolarità, oltre all'aggressione verbale, è che il paziente in questione ha detto: dovete farmi l'attacco perché l'ha detto Google, l'ho visto su Google con questo tipo di problema che ho io, dovete farmi l'attacco. E vai tu a spiegargli a una persona abbastanza, come apostrofato il primario, una persona abbastanza esagitata, che voglio dire Google non è un primario e che molto probabilmente l'attacco non serviva a nulla. Tanto è vero che hanno dovuto utilizzare tutte le pratiche a cui sono stati addestrati, perché sì, va detto questo, qui al Cafoncello ma anche negli altri pronti soccorsi dell'ULSS ci sono dei corsi per affrontare le persone estremamente aggressive. Sono corsi fatti soprattutto per cercare, ovviamente non sono
corsi di autodifesa, ha specificato, ma sono corsi per stare un po' a distanza, cioè per non praticare dei contatti fisici, ma per cercare di sedare almeno a parole i momenti di maggiore tensione. Come è andata a finire? Beh, è andata a finire che alla fine insomma sono riusciti a farlo ragionare e quindi l'attacco non c'è stata. Rimane comunque il problema delle aggressioni. Pensa, direttore, che solo nel 2023 ci sono state 200 aggressioni nei pronti soccorso, comunque all'interno delle strutture dell'ULSS della Marca Trevigiana, e tutto questo è stato ripreso dalle 840 telecamere che sono installate. Pensa che ultimamente, proprio perché soprattutto nei pronti soccorsi ci sono dei grossi problemi, hanno deciso di utilizzare e di installare delle telecamere specifiche nel triage. Nel frattempo sta arrivando un'ambulanza, come si sente, con una persona che sicuramente deve essere aiutata e proprio soccorsa nel vero senso della parola. Stavo dicendo, queste telecamere in triage sono in audio e video per poter essere anche testimonianze pratiche di quello che succede, quindi i tecnici in queste ore stanno verificando i girati del pronto soccorso proprio in relazione al protagonista, che poi naturalmente verrà prontamente denunciato. C'è da dire un'altra cosa, che qui comunque di sicurezza c'è un supporto, diciamo, di sicurezza con la presenza delle forze dell'ordine, posto di polizia 8 fino alle 16 da sempre qui a Cafoncello, poi dalle 16 fino alle 8 il giorno dopo ci sono i vigilantes, quindi c'è un'ulteriore sicurezza. Per ultimo l'idea, insomma, di estendere la presenza delle forze di polizia un po' di più come orario qui, ma anche negli altri pronti soccorsi dell'ULSS, ovvero a Conegliano e Vittorio Veneto e anche a Oderzo. Questo ci ha potuto dire, insomma, il primario del pronto soccorso, dicendo che loro comunque continuano a stare sulla prima linea e che purtroppo probabilmente tutto questo è legato a uno stress complessivo della comunità, nel senso che noi sentiamo questi episodi di violenza ogni giorno, li raccontiamo, e il pronto soccorso non è altro che un altro dei luoghi dove lo stress, la violenza accumulata va a scaricarsi in un momento di particolare difficoltà, come quando si va proprio ad affrontare o una malattia o un incidente. Tutto qui dal Cafoncello, al momento è tutto, a te la linea. Grazie molte a Lucio Zanato. Torniamo a Venezia, sta ancora parlando il presidente Zaia a rispondere alle domande dei giornalisti. Sentiamo. Perché veniva la polizia, li arrestava, gli spacciatori, alcuni anche colti come Nespole che camminava in giro per i marciapiedi, e dopo 3 minuti era ancora. Quindi mi metto nelle forze dell'ordine, ma con che spirito vanno a lavorare? C'è il rischio di essere forza del disordine, non dell'ordine, ma non per colpa loro. Senza far demagogia, è un dato di fatto. Noi cittadini vogliamo che chi si comporta male vada in galera. Possiamo dirlo in questo paese o è proibito? Forse come la Svezia, che fra un po' chiuderà anche le carceri. Però più carceri casomai, se i posti sono pochi. E il tema del sovraffollamento è un problema. Però io non conosco un cittadino in Italia che sia contro la realizzazione di nuove carceri. Se me lo trovate. Perché nel carcere si va in delinquenti. Prego. Il problema dello spaccio è legato anche al problema della domanda della droga, certo. E quant'altro. Quindi questi spacciano, ma perché c'è chi gliela chiede. Intervenire anche sul fronte dell'uso personale che non possa essere punibile anche quello, lei cosa pensa? Allora guarda, io su questo non entro in merito e ti spiego perché. Perché penso che il tema della droga sia un tema che è difficilmente risolvibile alla radice, perché ormai, come si può dire, lo si vede anche da esperienze internazionali, ma è pur vero che dobbiamo essere sempre meno tolleranti. Dopodiché è un cane che si mangia la coda, c'è lo spaccio perché ci sono molti consumatori, dall'altro è vero che ci sono molti consumatori perché c'è lo spaccio, nel senso che quanti ragazzi sono arrivati alla droga per la facilità di recuperarla. A me non sembra che sia così difficile recuperarla. Io non mi sono mai drogato, no? Uno ha tentato di dirlo e ho dovuto denunciarlo e ne ho pagato anche le conseguenze. Ma dico, penso che sia fondamentale restare intanto sul fronte di chi spaccia. Io non so la bacchetta magica, non ho la soluzione. Penso solo da cittadino, prima che da amministratore, che se tu ti facessi 10 anni di galera, se ti trovano a spacciare, cioè voglio vedere quanti che ha tutto sto fegato andare a spacciare.
Allora, il presidente Zaia è passato poi dal maltempo, dal rischio idraulico alla cronaca nera, si riferiva a quanto è accaduto a Mestre, al degrado, allo spaccio di droga. E la notizia che arriva da Roncade, il fatto che è stato registrato a Roncade, rivela che appunto questa incoscienza, anche un tasso non solo di follia ma di incoscienza dei ragazzi è molto diffuso. Qui siamo di fronte a dei giovani che ballavano in mezzo a una strada alle 5:30 del mattino mettendo a rischio la propria vita. Io ho visto questi ragazzi, erano 3 ragazze e un ragazzo in mezzo alla strada fermi con l'auto, il ragazzo che filmava e loro che ballavano, e quando passavano delle auto erano le 5:30 di mattina, quindi non è che passavano tante macchine, però rallentavano perché ovviamente erano proprio in mezzo alla strada e loro addirittura si buttavano sulle auto. È il racconto di una residente svegliata dagli schiamazzi dei 4 ragazzi che alle 5 del mattino facevano baldoria sfidando la sorte. Stavo dormendo e ho sentito degli schiamazzi, musica ad alto volume, ho sentito anche altri condomini che hanno aperto i balconi, facevano sceneggiate, una signora ha rallentato perché loro si sono messi davanti alla macchina. Questa mattina ore 5:30 mi stavo recando a lavoro e verso San Cipriano 2 ragazze in mezzo alla strada a ballare e sfidare le macchine in passaggio. Una spavalderia che poteva trasformarsi in tragedia. Schiamazzi, risate, sigarette in bocca, i balli in mezzo alla strada. È la scena che una cittadina di Roncade si è trovata di fronte alle 5:30 del mattino mentre andava a lavoro. La guida lenta data l'ora, ma comunque un potenziale pericolo per lei e per le ragazze che a centro strada si stavano divertendo non curanti del pericolo. È successo a Roncade, nella strada a tutte curve che porta alla frazione di San Cipriano. Una macchina di grossa cilindrata parcheggiata a bordo strada, le giovani poco distanti un ragazzo che le filmava. La denuncia via social della residente che ha voluto avvertire anche i compaesani del pericolo in cui tutti potevano incorrere. Non vuole lasciare dichiarazioni, un tantam social fatto di commenti che denunciano la gravità del fatto, altri che sminuiscono la vicenda mera bravata giovanile. Con lei anche altri hanno assistito alla scena. C'è chi, svegliato dal rumore, si è affacciato alla finestra intimando ai giovani di mettersi in sicurezza e di andarsene. A nulla è servito. Scattata la chiamata ai carabinieri. Ho appreso anch'io da alcuni cittadini di quanto è successo questa notte. Domani sentirò le forze dell'ordine per capire, per ricevere quelle che sono le testimonianze dei cittadini e per capire chi ha commesso questo fatto tramite la videosorveglianza e il lettura varchi che abbiamo a Roncade. Fatto che non sarà quindi lasciato passare in sordina, vuole andare a fondo il neoeletto sindaco di Roncade Marco Donadel nei giorni in cui la cronaca testimonia tanti giovanissimi vittime della strada. In questi giorni ci sono stati molti incidenti che hanno visto come vittime ragazzi molto giovani. Pertanto quella che può essere una bravata può rappresentare un vero e proprio pericolo di vita per se stessi e per gli altri. Vi invito a amarvi di più e amare la vita. Servizio di Eddie Kaliman, andiamo di nuovo a Venezia, c'è il presidente Zaia circondato dai giornalisti, sentiamo. Montorginale. Troppa acqua, poca acqua, la diga del Vanoi? Sulla diga del Vanoi, intanto non siamo noi a realizzarla, spieghiamolo ai cittadini. Noi siamo auditi nell'audizione, noi solleviamo le perplessità del contesto idrogeologico e diciamo della fragilità del contesto e quindi abbiamo chiesto che gli approfondimenti siano fatti. Per quanto riguarda la regione dal punto di vista tecnico, se non c'è la totale sicurezza al 100% per noi è no. Per quello che riguarda quello che è accaduto a Mestre, invece, che opinione si è fatto? Di una tragedia unica, di un atto eroico di questo ragazzo che gli ha portato a perdere la vita. Esprimo la vicinanza alla famiglia, ma questo non riporta in vita questo ragazzo. E del fatto che sul fronte di quella che a volte viene definita microcriminalità, non furto e microcriminalità, abbiamo capito che dietro a un borseggiatore o un aggressore può esserci un accoltellatore, un omicida come in questo caso. Penso che sia fondamentale partire dalla base, cioè inasprire le pene ma in maniera importante, in maniera tale da far pulizia, perché così non si può andare avanti. Lei sostanzialmente ha ricordato adesso di aver vissuto a Marghera per un bel periodo durante l'emergenza del Covid. Che cosa ha visto? Ma sai, si vede che ci sono delle persone che vivono senza lavorare, definiamolo così.
E questo non è attribuibile alla mancata gestione dell'amministrazione comunale. Penso che in questo paese, perché lo si vede in molte periferie di città, nelle stazioni delle città, ci sono questa pletora di personaggi, molto spesso non sono neanche nostrani, ma questo cambia poco, che vengono qui per delinquere e non per lavorare. Allora io penso che la condizione di base sia quella di inasprire le pene in maniera importante, tonica, e quindi quando lo spacciatore spaccia sa che sta anni in galera. Voglio vedere se hanno tutto questo coraggio poi. Quella di Mestre è un'emergenza nazionale in realtà, cioè si parla di Mestre come capitale dell'eroina, per esempio. Questi sono i dati del Ministero dell'Interno. Beh, se questi sono i dati, io non li conosco, va fatta pulizia. Per far pulizia bisogna lavorare con le leggi, forze dell'ordine, non rendere inutili gli interventi delle forze dell'ordine che arrestano, poi vedono davanti alla caserma in strada lo stesso spacciatore che spaccia, e stabilire che lo spaccio è un problema nazionale, e così si fa pulizia. Solo un punto, prego, sulle nutrie ancora. La proposta parte da oggi o ci sono discorsi andati avanti e non ascoltati? No, noi ne abbiamo portati avanti spesso, non è che siamo dei guerrafondai che ce l'abbiamo oggi con l'animale di turno. La verità è che abbiamo 5.000 km di argini, più 3.000 ce li hanno i consorzi di bonifica, hanno gli stessi problemi, e molti di questi argini sono delle gruviere. Quindi è inutile fare bacini di laminazione se poi si spacca l'argine e l'acqua esce a prescindere dal bacino di laminazione, ed è esattamente la storia dei nostri allagamenti, gli sfondamenti arginali, il sormonto arginale, vedere il fiume che va per sopra, no? Come si dice, sormonta l'argine e allaga territori, e da un pezzo ne vediamo che prima sfondano gli argini. Ci ha spiegato i costi, quali sono i tempi per costruire questi argini? Ma guardi, 5.000 chilometri, le dico solo adesso, ne abbiamo fatti 50 chilometri, ne dobbiamo fare altri 80 chilometri, sono 180 milioni di euro, vuol dire 5.000 chilometri, io direi che non so se bastano 12 miliardi di euro, ma i tempi sarebbero talmente camaleontici e talmente in là che penso che prima le nutrie riuscirebbero veramente a mangiarseli tutti gli argini. Grazie. Allora, questo era il presidente Zaia, intervistato dai colleghi della Stampa. Adesso avevamo detto, vediamo la protesta della sanità privata ad Abano Terme per il mancato rinnovo dei contratti. Sentiamo. Fisioterapisti, fisioterapiste, infermieri e infermiere, operatori sociosanitari sono tornati ad una settimana dalla protesta di Padova qui ad Abano davanti alla casa di cura per chiedere con forza il rinnovo del contratto degli operatori sanitari che operano all'interno delle strutture sanitarie private che sono davvero numerose in tutta la nostra regione. Io sono Emanuela, sono una lavoratrice della casa di cura di Abano Terme. La sanità privata, in un certo qual modo, è quella sanità che sta dietro alla sanità pubblica, ma non per questo dobbiamo essere lavoratori di serie B. Qual è la sua professione all'interno della struttura? Sono infermiera di sala operatoria. Ecco, si può continuare così? Assolutamente no, assolutamente no. Quali sono i suoi turni, ci racconta? Noi lavoriamo in diurno e reperibilità per le urgenze, ma spesso e volentieri lavoriamo ininterrottamente, i fondi per tutto il resto ci sono fuori che per noi lavoratori. Qual è la cosa più importante e più urgente da fare? La cosa più importante da fare è rinnovare i contratti collettivi nazionali di lavoro, cioè oramai siamo in una situazione disperata, dico io, cioè non è possibile dal 2018 non avere un contratto della sanità privata rinnovato e non è possibile avere strutture residenziali che applicano i contratti AIA, Pedari, RSA ferme dal 2012, cioè è una situazione gravissima. Non intendete mollare sul contratto? Assolutamente, non molleremo. Questo è un sit-in per quanto riguarda lo sciopero di oggi, ma continueremo con le proteste perché questi lavoratrici e lavoratori hanno una dignità professionale e personale. Siamo stanchi che questi anni che sono passati senza rinnovo contrattuale vanno a penalizzare il potere d'acquisto e quello che i lavoratori si aspettano e deve essere giustamente riconosciuto.
Questo è il primo momento, aspettiamo la convocazione di Aris e AIOP, che non devono barricarsi dietro a pretestuose richieste che siano le regioni a farsi carico dei rinnovi contrattuali. È il primo momento e posso anche immaginare che si vada a fare uno sciopero generale di tutti i lavoratori della sanità privata con un corteo a Roma, però questo lo vedremo in futuro. Adesso vediamo la protesta dei genitori degli studenti delle scuole comunali di Vicenza che mandano i figli a scuola con un panino perché ritengono che le mense scolastiche siano troppo care. Andiamo subito da Luisa Bertini. Siamo in compagnia di due genitori perché oggi parte ufficialmente il servizio mense per le scuole comunali. Qui a Vicenza la protesta dei genitori per gli aumenti relativi alle mense scolastiche non si placa e questa protesta, che è stata comunemente definita protesta del panino perché i genitori hanno deciso di far portare ai bambini il pasto da casa, non si placa. Sì, buongiorno. Sì, oggi, come ha detto bene lei, è il 23, quindi inizia ufficialmente il tempo pieno, la mensa, quindi molti genitori hanno loro malgrado optato per l'autorefezione perché proprio da parte di molte famiglie c'è l'impossibilità di far fronte al pagamento del servizio, che va ricordato non è più a consumo ma è una quota annuale che va saldata. Prego. Molti di voi, tipo un quarto dei genitori, da quanto diceva lei, così a spanne, hanno... Io sono della Ghirotti, quindi posso parlare per quello che ho visto. Credo che stimando così siamo intorno al 20-25%, diciamo, sulla carta. Di genitori che non hanno aderito al servizio mensa. Che non hanno aderito al servizio mensa, è una minoranza sicuramente. Però penso che anche le minoranze vadano tutelate, soprattutto quando ci va di mezzo la parte economica e soprattutto quando la parte economica diventa fondamentale e preponderante nella scelta di questo tipo di servizio o meno. Secondo me c'è uno scollamento fra l'amministrazione e anche la dirigenza scolastica perché questa autorefezione al momento non è normata, non c'è collegamento, non c'è discussione e quindi anche i dirigenti, loro malgrado purtroppo, si trovano nell'impossibilità anche di capire come portare avanti questa cosa. Ecco. Infatti lei mi diceva andrebbe regolamentata in modo tale da poter dare la possibilità ai genitori che non vogliono aderire alla mensa di far portare il pasto da casa. Esattamente, cioè, il nostro obiettivo è questo, noi non vogliamo che questi diventi una protesta per partito preso, per una presa di posizione assoluta, perché non è questo l'intento. Noi siamo arrivati qui perché purtroppo le condizioni economiche proposte dalle amministrazioni comunali per molti di noi non sono soddisfacenti, ci sono famiglie che veramente non ce la fanno e quindi diciamo che è un po' una missione, secondo me, che abbiamo noi genitori nei confronti di tutta la comunità scolastica per poter mettere nelle condizioni ciascuno di poter scegliere. Chiediamo proprio collaborazione con i nostri dirigenti scolastici perché naturalmente con loro il dialogo è aperto e vorremmo trovare una soluzione veloce, in tempi stretti, in maniera da essere tutti in regola serenamente. Ecco, l'avete sentito, la protesta del panino non si placa, da Vicenza è tutto. Grazie molto a Luisa Bertini, andiamo in pubblicità un paio di minuti, torniamo subito. Nuovo in diretta con Focus TG, andiamo avanti con la scia dei drammatici incidenti stradali, spesso mortali purtroppo, anche nella provincia di Padova. A perdere la vita un artigiano di 47 anni è accaduto a Casalserugo. Stava andando in pizzeria in sella alla sua moto Filippo Friso, l'artigiano di 47 anni, morto in via Sperona a Casalserugo sabato sera. Erano circa le 21:30 quando, per causa in corso di accertamento, il 47enne ha perso il controllo della due ruote finita nella canaletta che corre a bordo strada. Inutili soccorsi dei sanitari del SUEM, avvisati dagli automobilisti che impotenti hanno assistito alla scena. Un uomo buono, Filippo Friso, che tutti conoscevano come
Paride, una strada considerata molto pericolosa, la provinciale 30, che collega il comune a Bovolenta. Sull'incidente è intervenuto anche Matteo Cecchinato, sindaco di Casalserugo. In questi momenti di grande dolore tutta la comunità di Casalserugo e Ronchi si unisce nel cordoglio. Come amministrazione stiamo già programmando una serie di interventi per migliorare la sicurezza stradale nei prossimi mesi. Le poche risorse a nostra disposizione sono attualmente destinate principalmente alla manutenzione delle strade. Nonostante tutto, nelle prossime settimane partiranno i lavori sulla provinciale e sulle strade che versano nelle condizioni peggiori. La salma di Filippo Friso è già stata affidata alla famiglia. La procura ha disposto il sequestro della moto. Servizio di Chiara Gaiani ed è ricoverata in gravi condizioni a Padova la studentessa 17enne che è stata investita in via Belzoni. Camminava per strada, lo zaino in spalla, pronta per entrare al liceo artistico Pietro Selvatico, la 17enne che vive nell'Alta Padovana, studentessa dell'istituto, investita sabato mattina intorno alle 8 da un'auto. Soccorsa immediatamente la ragazza, resta ricoverata in prognosi riservata, non in pericolo di vita, in ospedale a Padova, dove subito dopo l'incidente è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico alla testa. Sotto sequestro l'auto che l'ha investita, condotta da un padovano che stava andando al lavoro ed è risultato negativo all'alcol test, a cui è stato sottoposto dagli agenti della polizia locale di Padova che stanno conducendo le indagini. Una strada molto trafficata soprattutto da quando in città sono stati avviati i cantieri per il tram, sulla quale da più parti si chiede all'amministrazione di intervenire. Viene mostrato oggi alla città di Vicenza il murale dedicato a Paolo Rossi. I cittadini sono soddisfatti, molti lo considerano di buon auspicio per il rilancio della zona del Quadrilatero. Paolo Rossi merita da Vicenza questo, perché ha dato tanto, è stato un bravo campione. È una bellissima cosa, sì. Paolo Rossi è un grandissimo, certo. E questa opera qui, in questo quartiere, in questa zona, può rappresentare anche una forma di rilancio, di riqualificazione? Magari, perché la zona è molto scaduta, diciamo così. Sì, è molto importante perché Vicenza in questo momento non è che sia proprio un momento bellissimo e questo secondo me va bene anche per incentivare anche il turismo. Penso sia molto bella anche per la città che di solito ci tiene a queste cose e anche per ricordo penso sia simpatico, bello. Io sono stato sempre un gran tifoso di Paolo Rossi e lo ringrazio per quello che ha dato anche a Vicenza e a questa nazione che ci ha fatto vincere i mondiali, grande Paolo Rossi. Questo murale è un linguaggio, magari non è una statua, non è un affresco, è un linguaggio anche moderno. Sì, è un linguaggio moderno ma anche storico, perché se noi ci spostiamo verso Belluno, il murales è proprio nelle zone dove viveva mio papà, Cibiana, diciamo il murales era proprio utilizzato nelle varie case per dare un messaggio legato alla famiglia o legato a un ricordo, insomma, dei parenti. Lo vede tutti, comunque fa parte di Vicenza, anche lui fa parte di Vicenza, poi anche non c'è più, perciò ricordarlo, sebbene che non sono un appassionato di calcio, perché a me piace il ciclismo, però è una bella cosa, insomma. Può essere un modo per far rinascere questo quartiere che sta soffrendo ultimamente? Anche se non credo che il quartiere qua se non spazzano via non cambia, neanche se c'è Paolo Rossi. Andiamo a Romano Dezzelino, nuovo collegamento ciclopedonale per spostarsi in sicurezza tra la zona nord e il centro. Sentiamo. Proseguono i lavori per la nuova pista ciclopedonale a Romano Dezzelino. Il percorso si snoda tra via Ghiaia e via Zaghi. L'importanza di questo tratto di ciclopedonale è proprio quella di unire la parte più storica, la parte diciamo centrale di Romano Alto con il centro vero e proprio della frazione.
Il percorso ha l'obiettivo di evitare a ciclisti e pedoni di percorrere la strada provinciale, consentendo loro il passaggio in sicurezza verso il centro della frazione. Sono già in ordinazione tutte quelle che saranno i parapetti dell'Argine in Corten, quindi anche esteticamente ben inserito in quello che è poi il contesto naturale della zona. Per completare l'opera mancano solo asfalto, muretti di contenimento e illuminazione. Dopo il termine dei lavori stimato per fine ottobre è prevista l'inaugurazione entro fine anno. Tra poco parleremo di molto altro, avremo anche un ospite in studio. Intanto vediamo il raduno dei lagunari in Friuli Venezia Giulia. A Palmanova si sono radunate le 38 sezioni dell'Alta per il 15° raduno nazionale dei lagunari e delle truppe anfibie. Presente alla sfilata in Piazza Grande anche il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, il generale di Corpo d'Armata Carmine Masiello, accompagnato dal decano della specialità lagunari servizio, generale di divisione Arturo Nitti, e dal presidente nazionale dell'Associazione Lagunari Truppe Anfibie Lagunare, Pierangelo Zanotti. Oltre al sindaco di Palmanova, Giuseppe Tellini, erano presenti anche molti sindaci e consiglieri regionali. A sfilare sono state le sezioni di Riviera del Brenta, Chioggia, Alta Padovana, Corezzola, Eraclea, Marcon, Caorle, Mirano, Cavarzene, Marghera, Rosolina, Camponogara, Venezia, San Stino di Livenza, Custodi del Gonfalone, San Michele al Tagliamento, Bergamo, Udine Passons, Roma, Sandola di Piave, Jesolo, Verona, Adria, Annone Veneto, Porto Gruaro, Treviso, Basso Polesine, Estense, Rovigo, Concordia Sagittaria, Padova, Crespino e il 12° battaglione Carri Serenissima, Trieste, Mestre, Saccisica e i padroni di casa di Villa Vicentina. Anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Presidente del Senato Ignazio La Russa e il Ministro della Difesa Guido Crosetto hanno voluto partecipare inviando un messaggio. Un evento nazionale iniziato nella giornata di sabato con l'alzabandiera, la deposizione della corona al Monumento ai Caduti, l'apertura del villaggio dei Lagunari, uno spettacolo teatrale, il concerto della fanfara della Brigata Pozzuolo. Nella giornata di domenica, 22 settembre, il giorno della grande cerimonia militare e della sfilata delle sezioni in Piazza Grande, conclusa con il consueto passaggio della stecca alla città ospitante, il prossimo raduno nazionale previsto per il 2026. Servizio di Omar Costantini, ancora un break pubblicitario, poi dovremmo ricollegarci con Venezia per il processo a Filippo Turetta tra poco. Di nuovo in diretta e saluto e ringrazio il Presidente Pier Vincenzo De Pra, Presidente dell'omonima Industria di Alpago. Buongiorno Presidente, grazie. Grazie, di nuovo qui con noi, spesso ospite di Focus, qui oggi perché il 19 ottobre ci sarà la 4ª edizione del Trofeo Alpago per le macchine d'epoca, no? Ecco, è la 4ª edizione dopo 20 anni, lei organizza questa manifestazione, come si svolgerà, in che luoghi si snoderà, che percorso ci sarà? L'idea è partita da me nel 2002, abbiamo fatto le 3 edizioni, 2002, 2003, 2004, ed è stato veramente un successo perché siamo partiti con la prima edizione con 40 macchine, alla terza ne avevamo più di 80, quindi è stato veramente un successo importante. Tutti quelli che hanno partecipato in quelle 3 occasioni sono rimasti entusiasti del percorso, di come era stata organizzata la gara. Poi la cosa è stata messa in un cassetto, l'ho ripresa per mano adesso, quest'anno. Doveva svolgersi il 27 di aprile, però per motivi di meteo e per problemi anche logistici abbiamo preferito spostarla il 19 di ottobre, quindi sabato 19 ottobre, tutta in Alpago, attorno al lago di Santa Croce e sulla conca del Cansiglio, praticamente la foresta del Cansiglio. Prima macchine partono alle 11:30 in piazza Pieve del Pago e l'arrivo sarà previsto verso sera sempre in piazza Pieve del Pago.
L'idea è stata quella di creare un evento che non siano i soliti rally o le velocità in salita, ma un evento che dà la possibilità a molti amanti delle auto di partecipare con una forma sempre di sportività auto quindi sportive in tutti i sensi, però di entrare in una fascia di sport che si chiama regolarità, sulla quale poi bisogna essere anche ben informati per poter avere soddisfazione durante la giornata. Mostriamo la locandina per far capire anche insomma, le auto d'epoca, ecco più in là, perfetto, sono auto d'epoca ovviamente particolarmente sono auto d'epoca che possono partire dal dopoguerra. Arriviamo anche con la fascia auto moderne, qui vediamo una Lancia Stratos stradale dove abbiamo auto più recenti anche a livello di tecnologia che però rientrano nelle auto che hanno fatto la storia dello sport automobilistico. La novità di questa edizione è che ci sarà anche il navigatore non vedente. Allora, la novità quest'anno, ed è proprio entusiasmante e mi fa veramente felice perché penso che gratifica anche la gara, è quella che avremo degli equipaggi di non vedenti. Questi equipaggi sono stati iscritti da un'associazione sportiva che ha la sede a Brescia e si chiama Progetto Mittel, che dà la possibilità al navigatore e navigatrice di poter partecipare a queste gare. Logicamente il libro di percorso, che si chiama Roadbook, viene trasformato col sistema Braille in modo che loro lo possono leggere. Però è una cosa molto bella, simpatica, socievolmente aperta a 360 gradi, quindi allargo poi anche l'invito ad altri a iscriversi alla gara. E in più mi è stato riferito che quando ci sono questi equipaggi sono veramente tosti e molto precisi, quindi c'è molta adrenalina e quindi entusiasmo. E entusiasmo ce l'hanno loro, entusiasmo l'ho messo io nel poter organizzare questa gara, della quale sono oltretutto sponsor e anche sostenitore ufficiale, insomma. Ecco, lei tra l'altro ha proposto da tempo l'applicazione di un guardrail di plastica che salverebbe molte vite umane, molti centauri in particolare, no? Sì, il mio progetto è questo ed è il guardrail salva motociclisti, che purtroppo non è ancora partito perché abbiamo degli intralci politici, forse questi signori che ci dovrebbero appoggiare a occhi chiusi, perché il poter salvare la vita dei motociclisti è una cosa importantissima. E noi l'abbiamo presentato più volte questo progetto, siamo a contatto col ministro Salvini, tutti ne parlano, tutti dicono bravissimi aver ideato questa struttura che può evitare al motociclista in fase di caduta di uscire dalla carreggiata, però purtroppo per motivi burocratici, politici, di poca buona volontà ancora non decolla. Io in questa occasione invito chi mi ascolta, anche i nostri politici locali, di farsi vivi con i nostri uffici e con me personalmente per avere chiarimenti maggiori e anche delucidazioni riguardo questo progetto, perché come è stato obbligatorio avere nelle auto le cinture di sicurezza che salvano la vita, direi che diventa obbligatorio salvaguardare certe zone e proteggere certi percorsi con questo strumento che si chiama barriera salva motociclisti. Ecco, facciamo vedere, dottor De Pra, un breve filmato dove si vede il guardrail in basso, quello giallo, sì, e si intravede la sagoma di un motociclista che scivola sull'asfalto e poi arriva e sbatte contro questo guardrail di plastica, evitando di farsi decapitare dal guardrail tal quale, no? Sì, allora il concetto è questo. Quella barriera è tutta esterna rispetto ai paletti, quindi quando il motociclista cade in mezzo nell'interasse tra i due paletti, la barriera è più elastica e quindi assorbe in maniera soffice l'urto. Però anche quando il motociclista dovesse cadere e va a sbattere in prossimità del paletto, è sempre attutito e quindi lo protegge. Evita in più di uscire e di essere decapitato dalla lama che sta sovrapposta al nostro guardrail, che è una lama di acciaio e logicamente non è come un rasoio, ma quasi, quindi questo sicuramente assicura. Qua si vede il manichino, logicamente è un manichino elettronico che quando va a sbattere in una di queste due situazioni
rientra nella carreggiata, è danneggiato, però 9 su 10 diciamo, ha le possibilità di salvare la propria vita, e quindi questo è il nostro progetto, che mi sembra non sia poco e da non valutare nella giusta maniera. Certo, ecco, poi per ragioni politico-burocratiche questi interventi che potrebbero salvare la vita a centinaia di centauri, ed è una strage di motociclisti. Una strage, tutti i fine settimana. Tutti i fine settimana. Invece non c'è spesso indifferenza, silenzio, faremo, vedremo. Dottor De Pra, grazie molto. Grazie a lei, direttore. Grazie, buona giornata. Grazie, complimenti. Arrivederci. Allora, chiudiamo con un servizio che riguarda un'iniziativa di cui è sponsor Deborah Compagnoni che è stata presentata a Palazzo Rinaldi. Vediamo. Dobbiamo essere bravi ad accogliere, essere felici che ci siano, poi come tutti i grandi eventi non può essere tutto perfetto, però si cercherà di farlo. Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina del 2026 secondo un'icona dello sci italiano. Per Deborah Compagnoni, dopo il successo di pubblico e spettatori per i Giochi di Parigi di quest'anno, l'occasione è più che mai importante per rilanciare le nostre montagne. L'abbiamo visto in queste edizioni estive quanto è stato seguito e quanto anche per i giovani faccia bene vedere l'impegno. Quello che può aiutare tanto è l'Olimpiade che torna sui territori montani dove diciamo c'è più la tradizione degli sport invernali rispetto alle passate edizioni in Cina, in Corea, in Russia, dove appunto ci sembravano tanto lontane. Tornano qua dove tutti amiamo gli sport invernali. Il commento nel giorno della presentazione di Camminare per la Vita, che l'ultima domenica di settembre torna a Treviso per l'8ª edizione, partendo da un luogo che si apre per l'occasione alla cittadinanza. Partire dal seminario vescovile, che è un luogo diciamo privato ma che viene aperto a tutti, perciò un nuovo luogo da scoprire, con assieme tutti i punti che abbiamo riscoperto prima, e la musica e tutto quello che offriamo prima, durante e dopo. Due i percorsi tutti all'interno del centro storico, dove ci saranno dei punti musicali, il caratteristico pranzo con il cestino da picnic e le colazioni. Io spero di superare il record dell'anno scorso, speriamo di superare le 3.000 persone, quindi spero veramente in una bella giornata e soprattutto una grande giornata di cuore, perché tutti i proventi andranno in beneficenza delle associazioni che lavorano per noi e per il territorio. Una bella iniziativa del Comune di Treviso con Deborah Compagnoni, che è stata una grandissima campionessa dello sci e che è anche molto attiva sul fronte del sociale. Vediamo il modellino del Teatro Olimpico realizzato in scala 1,43 con 110.000 mattoncini colorati. È stato esposto all'Odeon dell'Olimpico. Sarà visibile a tutti fino a dicembre. Il costruttore è di Cittadella. Vediamo. Dal proscenio alla gradinata, le colonne, il pavimento in legno, le 95 statue, nella riproduzione del teatro coperto più antico del mondo sono evidenziati tutti i particolari architettonici, compreso il retro, che è una parte non visitabile da tutti. Teatro Olimpico che svela i suoi misteri anche grazie a questa riproduzione in scala 1,43, unica nel suo genere, progettata e realizzata in 600 ore di lavoro dal cittadellese Dario Alessio, che si è avvalso di 110.000 mattoncini colorati. Resterà fino a dicembre ad accogliere i visitatori all'antiodeo dell'Olimpico. La parte più difficile per me è stata la gradinata, perché pensavo che fosse circolare, invece è un'ellisse, quindi è stato molto difficile. E dopo è stato molto difficile fare il proscenico, che ho dovuto fare 2 visite all'interno del Teatro Olimpico e anche poter entrare all'interno, perché è stata una parte molto difficile. Minuziosa anche la ricerca storica per ricreare i dettagli delle architetture e dei personaggi, tra cui il Palladio, il Trissino e lo Scamozzi. Io ho fatto una ricerca non solo a livello fotografico ma anche storico, per documentarmi anche sui vari personaggi che hanno creato quest'opera del Palladio. A ideare l'opera Arrigo Porto del mattoncino colorato, perché tra i soci fondatori dell'Accademia che finanziò il Palladio, contribuendo alla
la costruzione del Teatro Olimpico c'erano anche i suoi antenati. Durante le ricerche è stato trovato che il mio amico Porto Arrigo aveva 4 antenati, quindi è stata anche una ricerca anche storica di trovare nel plastico che ho ricostruito io e anche nell'originale quali erano i 4 antenati che hanno donato i soldi per poter costruire il Teatro Olimpico. Una puntata di Sole Donne questa sera a Focus, ospiti Maria Rosa Barazza, Sonia Brescacin, Silvia Calligaro, Romina Ceccato, Annalisa Nalin, Paola Roma e Francesca Zaccariotto. Non perdetevi l'appuntamento con Focus alle 21:15. Grazie molte ai nostri registi Renato Cappoi e Andrea Basso e ci vediamo stasera a Focus. Buona giornata.